Eccoci qui con la nonna Rusin. Allora, come va? Ma grazie a Dio. Perché? E perché se non vede la massa? Non esageriamo, Allora, contami un po', perché ora è Natale e se va, facciamo pranzo in famiglia, qui nevi, prunevi, strinevi, ormai ti piace. Aspetta che l'ho detto che neve. Ed è chiaro, dove dobbiamo andare non nevia. Dove si manco. Allora sì, se vengo come quella volta, con volte che veniamo a dormire qui, E va bene, una volta in Qua. 20 anni. qua lì Geofante, meschina, anche c'ho in mezzo al letto, non stava lì tutto io, poi arrivava fino alla sera, poi adesso è un tassi. Sì. Vabbè, però lassù è un'altra strada. E vabbè, ma sai che è stato bello, altro che altra strada. E dunque, come le a Natale a mesima quando tieni a fante? Come no? Vabbè, Natale, prima dell'anno. Ma cosa favi? Cosa fanno? Ma fanno un po' da quello che puoi, una gallina bugia, sederemo, E poi? un po' di carne con la nava pigiata e poi un bracco. Ah, bracco. Ma la carne non nava, sì, un bracco. Poi se ne fa un mezzo sacco perché si pigiava un po' di roba, cioè scarta, non proprio fettine, perché se no la danno la mangiare a tutti. E poi quando veniva via, con il sacco in spalla, e sì, della giù bracco veniva l'atteggiamento di me poi qualche sì. idea. E poi udiva, devote che a qualche... devote che a qualche giorno veniva, sì, mi dava un passaggio, ma poi da Marco Maggiore li trovavo via a te. Lo passava perché la stracca passa i castagni di Giovanni. Però è lunga anche se è in discesa, comunque ti deve arrivare. Poi le scarpe che aveva una volta non erano come di ora. E quindi poi era Natale, come la E a mesima cosa favi? I figli facevano l'erbo? No, fanno l'erbo che fava attaccare 2-3 settimane, 2 mandarini, 2 caramelle, se che legno, togli che erbo di Natale. Vabbè. Sulle è un zerneivo. Sì, perché abbiamo sempre fatto zernei. Temo così ricordiamo, portava il pan a tutta mesi, ma lei andava dai fornè a pigiare il pan, dove che hai posto una volta di fronte, così, però a posto poco giù in su. E lei ganava, una guerra che sempre andava. O che noi lasciamo poi da fame. E a mesi ma non veniva a forni, cioè perché non facevano pan? Perché erano i forni, ma Però privè, non che a fornà, ecco. E perché non vi sei mai messi uno a dito fa come io fornà? Non che guadagna. Quello che ha guerra gente, poi la miseria anche che ha tempo di guerra. Quelli che leva un po' di festa, fava una figassa o un castagnato, cose che fanno per come tu sei là. Tuo nonno non che leva al forno che di volte lo diceva, sei sul forno? O che è al forno, ma non so su... E sì, ha da tempo di guerra. Da Giovannini? Un lavoro grosso anche, che faceva tutte le torte per le feste. Il tempo della guerra avevano fiocco, quando c'era un rastrellamento di tedeschi, che poi forse sono si gonfiava le ortezze, ma se infiò dentro al forno, mettimi davanti del rame, da tutto per fare vedere, far vedere che abbiamo da fare. Sì, non le hanno, che roba che... Pensa, forse che dava a fuoco. Restò fuori di nuovo per la parte. Mentre che se avesse andato fuoco, sortiva le cose. Però ti bruciavi perché... E poi ti arrestava. Oltre che... Temo tempo di guerra, e le hanno venuti requisiti noi, bere. Lui un Mussolini che voleva pigliare tutto l'uovo alla gente. E che l'hanno pigiato anche lì? No, non l'hanno pigiata vera? Se la leva, se leva anche quella? Se non bisogna d'autunno. Allora non ci sono d'autunno. No, perché questa non la sapeva, mi sapeva che aveva, infatti ti voleva chiedere questo, che aveva i pendini, quelli che ti leviti che ne guarda. Vede, aveva su lui i pendini. I pendini a vera. E quello anello lì voleva regalare, poi quando voleva 19 anni, penso. Non andava a lavorare al cantiere e voleva regalare quello anello lì. Lui ha detto che aveva dato 90 franchi a quel tempo. Se aveva stato come 90.000 euro. Anche di più.
E basta, l'anno veniva altri io. Però, quindi lei cioè, alla Saviu, come la Saviu che l'arrivava così? Dall'altro io Se l'hanno detto. Ma solo lei o che stai di altri che si sono riusciti anche di io uomini? non so Alle vai vere, di... non Dove la trovava quella d'autunno per dire che aveva non so perché l'aveva dato qualcuno che non so io se veniva d'autunno, non mi scordavo. Poi la cacciava via, alla fine. E poi tanto non la fava. E poi, cioè, allora, Lea se, perché quello che sapeva mi, però vediamo questo ti mi dici ti, che Lea se ne va ai pendin, alla messi da qualche parte, alla nascosti che non si sa dove, o se l'ha messi in sen, non so. Alla nascosta, mi non so dove, anche un anello, tutto non so da Lei l'ha messi da qualche, della Priyanka, va a sapere da qualche parte, però alla tenuto lì tutto il tempo da guerra. I periodi più... Quando voi vai in cosa, le ha un po' che acqua. Sì, 43 doveva essere, credo. E quindi poi finì la guerra, alla recuperò. E sarà tu una pigiata. E quel pendin lì... Invece che ne ha tanti che invece pigiata. erano andati. Poveretti, non sapevano. Però che riuscì a fregare. E invece i pendini sono mai le veste, no, per quel periodo lì, da quando l'hanno battezzata, l'aveva pochi mesi. Sì, se Quindi- lui aveva regalato. Chi ha Lea? Non so che adesso, non so che arriva, ma lui ne ha regolato per Ah lui. sì. Ma sarà sta qualche lalla magari, boh, non sapevamo, ma... E comunque, ritornando a Natale, Fabio pranzo a cena, cosa fa? Il 24-6 o un pranzo del 25? Se si può dire. Con lo poco che poi mangiavo a mezzogiorno, poi Il 25. a 6 si mangiava, se ti andava a fare festa, unde, a me. Poi vabbè che avevi pin dei regali, no? Tutti quelli che ti allora che non mi servono più, i regali, E non è vero che ti servono più. ma dopo la cosa che vediamo che c'era, No, che bello sono su. belli siti, Che bello sen. che ti devo cangiare, ti arrivo cose che ne fa belli nuovi lassù. Mettili. Che lei va a cattare stessi qua a Lisa, la tua linda frana. Lasciava sempre lì, che metto tutti qui. Ma si deve fare così. Ma che non altri non è che non è Vabbè. Ma una volta ti deve levare soddisfazione. Sai quanta gente che ha i Eh. corredi lì che poi non li usano? Sì. E l'hanno fino a venduto per televisione in corredo di mia bisnonna che non abbiamo mai aperto. E allora sei messi. E allora l'ho messo. A oggi però quando vado via, non via, non vado oggi, ma basta io merco che mi faccio cattare, mi faccio una cattare. Cattivo. Gli altri abbiamo catto fino a una traversa. Di quello metto il materasso prima di lenzo sotto e caga anche un po' di plastica sotto, che se dovesse pisciarsi addosso non si sporca niente. Vediamo un po'. Comunque allora chiudiamo il video. Facciamo tanti auguri di buon Natale, di buone feste a tutti i followers Che si sono i sfalli. e quelli che ti seguono, quelli che ti dicono dov'è la nonna Rosina, come sta? Salutamela un po', fagli gli auguri di Natale. Tocchi. Quelli, quindi la gente che te vede in tuo video, che poi ti ferma un po' a strada e ti dice nonna Rosina, Tino, belli, quelli, i suoi followers. E seguaci, voleva dire in inglese, seguaci. Folli del testo. Followers. E quindi tanti auguri di buone feste, ci vediamo il prossimo anno, 2026, poi faremo un altro video, che la nonna Rosina compie gli anni. Dicono un po', quanti te ne fa? E non sta là lì a gente che non l'anda a sapere. Tanto poi dico mica il giorno lì. Va bene, saluta la gente che ti vede. Oh, salute a tutto il mondo, vero? Eh, Non voglio dire niente a nessuno che non sa manco che sono. ma non le vedi, ferma un po' a strada, fino a Sud America. Sti canesci? E che mi fai non sei sotto? Quando ti surti. Ah. Va bene, tanti saluti, un bacio e un abbraccio. Ciao a tutti. Noi ci facciamo un tè, dicalo. Che lei biscotti? Che le così buono. Sì. Arrivederci.